una prima prova, una discussione collettiva che si è svolta ovviamente sulla base di quello che in qualche maniera è accaduto in città e che ha segnato i tempi anche di ragionamento, perché come dire, quando ci sono delle azioni chiare e al tempo stesso con una loro effervescenza che va al di là dei tempi stabiliti dalle nostre discussioni, poi in qualche maniera si pone la necessità di approfondire questa cosa. Quindi questo ragionamento è avvenuto tra me, Gino, lo stesso Gianfranco, Emilio, in tutto questo ragionamento che rimbalzava anche con poi i soggetti che in prima persona attuavano o praticavano questa esperienza del comune. Ecco, non toglierebbe di momento il problema dell'occupazione effettiva, cioè praticavano una forma del comune, una forma di vita del comune, che poi è il titolo di questo documento, forme di vita del comune, che in qualche maniera questo travaso biotico nella vicenda secondo me è una cosa su cui ragionare. In questa discussione però direi che una prima premessa è quella che, per poi accordare un po' al ragionamento del documento, è quello che l'abbiamo già sentito prima della professora Calogero, il termine bene comune contiene in sé sia forza che debolezza. Forza e debolezza che sono in qualche maniera derivati dal fatto che è una sorta di contenitore multisignificato, per cui ci infiliamo tutto il contrario di tutto, ci mettiamo il materiale, il particolare, il microscopico, diventa un sistema in qualche maniera onnipolitico e onnicomunicativo, in cui certe volte si rischia di perdere anche la potenza della possibilità, che è quella del ragionamento intorno proprio al comune, che va quindi al di là della logica del bene, cioè nel senso che si rischia sempre una sorta di grande catalogo patrimoniale, in cui poi alla fine in questo catalogo dopo l'elencazione rischiamo di perdere significato. Occorre quindi fare una sorta di distinzione poi tra beni comuni materiali di tipo tradizionale, che sono quelli estratti alla natura, che in qualche maniera hanno i termini della scarsità, no? Del fatto che comunque sono alle termini, mentre c'è tutta una quantità di beni creati attraverso le attività umane e che forse non hanno il problema della scarsità, cioè c'è anche un problema di sovrabbondanza di questi beni come dire, non solo che riguardano anche proprio le attività e la sovrabbondanza nei nostri spazi urbani, nei nostri territori. Quindi quando parliamo di beni comuni ci dobbiamo chiedere se stiamo parlando di beni che sono di per sé soltanto i beni che sono insostituibili, quelli riproducibili, quelli materici, oppure in questa specie di ragionamento allargato abbiamo messo dentro una nozione tutto l'esistente, perché tutto l'esistente bene comune mi crea questo problema di concezione. Un ragionamento ulteriore è stato quello che dobbiamo capire che tutto questo si è dispiegato quasi su tutta l'estensione territoriale. Questo in un ragionamento che il territorio da una parte è un riferimento anche chiaro in cui il ragionamento sui beni comuni va inquadrato, proprio perché di pari passo alla strutturazione dei criteri di territorio osserviamo da molti anni ormai proprio un uso anche spaziale del territorio, cioè l'idea
l'idea di spazio nel territorio diventa quasi un campo aterritoriale. Possiamo pensare tutto che va al di là della nozione stessa di spazio. Questo perché lo metto come premessa? Perché in qualche maniera in questo ragionamento si inquadra sia il ragionamento che mette dentro anche Mario Castello sul problema dell'evidenziarsi di una società di minoranza, sempre più che non dà tutti i parametri di comprensione e struttura tante idee di comunità sparse. Questo in una sorta di quadro in cui la città è già un'altra cosa, è già post città. In questa lettura quindi di città generica, assolutamente generica per molti versi, tutte queste micro comunità diventano leggibili solo attraverso una serie di zapping sociologico per cui ora qua vi lascio di comprendere che cosa accade qui e cosa accade qui. Per cui da una parte la città generica, che è appunto una città che è vicola nel termine di identità, allenta tutta una serie di strutture che in passato creavano le comprensioni e le coagulazioni per cui capire il mondo. In questo ragionamento si inserisce a questo punto una cosa che poco fa accennava Gino, che è quella della trasposizione a volte automatica, ma non è esattamente automatica, quella della nozione di bene comune e di luogo comune, perché i luoghi comuni poi sono il luogo comune è una cosa in cui si impone in qualche maniera la dimensione della scala, della comprensione della misura delle cose, e allarga il campo perché il luogo comune non è un luogo spaziale, cioè non tiene dentro le categorie dello spazio, perché contiene le azioni che si svolgono nello spazio, le azioni collettive. Questo ragionamento è legato al fatto che comunque quando noi abbiamo scritto questo documento stavamo parlando di spazi fisici in cui accadevano delle cose. Spazi fisici che accadevano, e lo dico anche con molta attenzione e anche curiosità, accadono perché da ieri un nuovo spazio fisico, spazio edificato, è stato in qualche maniera reinventato dall'azione collettiva, che in sé non prova immediatamente restrizioni, perché un luogo diventi comune deve accadere qualcosa che va al di là dell'evento o dell'atto. È un processo, quindi questo processo di identità, quindi di identità che non è un confine, ma